È sempre stato il mio cruccio in questi 7 anni, l'ho sempre detto, era una consapevolezza, non l'ho mai nascosto e ho sempre fatto un mea culpa sulla situazione di queste 3 linee. Ci tenevo a dare delle risposte anche per provare i pendolari che in questi anni abbiamo lavorato. Dopo proteste, polemiche e disagi, ora molti pendolari potranno dirsi soddisfatti. Le 3 linee ferroviarie più critiche del Veneto, la Adria-Venezia, la Rovigo-Verona e la Rovigo-Chioggia, entrano a far parte di Trenitalia, una data che l'assessore De Berti definisce storica. Un servizio più confortevole, magari più puntuale. Ovviamente le criticità dell'infrastruttura rimangono, ma anche su quella la Regione è impegnata per lavorare sull'eliminazione dei passaggi a livello, quindi parliamo di treni nuovi, di una migliore comunicazione, di un viaggio più confortevole, la possibilità di trasportare bici, che questo non guasta perché ai pendolari questo serve molto, con l'inserimento anche di nuovi servizi che sono il treno a mare e il Chioggia Line, che abbiamo soprannominato Chioggia Line, e il Delta Po Link, che è un collegamento intermodale ferro-gomma con il Delta del Po per gli appassionati della bicicletta. L'azienda si è aggiudicata il bando europeo per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico, finora gestito da sistemi territoriali, per i prossimi 10 anni, con la possibilità di una proroga per altri 5 e con un rinnovamento della flotta. Già da settembre, quando iniziamo col servizio di Trenitalia, metteremo dei minuetti per dare immediatamente un'immagine differente, un servizio, un comfort differente ai nostri passeggeri, ma poi arriveranno nel 2024 7 nuovi POP e 2 nuovi treni ibridi di Stadler. Quindi ecco, decisamente cambia faccia, cambia volto la flotta. D'ora in poi dunque in Veneto ci saranno solo pendolari di serie A. Nel 2022 ci viene riconosciuta a Trenitalia di essere riuscita a migliorare molto la situazione in Veneto, e questa attenzione non ce lo dice solo la Regione, ma ce lo dicono poi i passeggeri, che sono la cosa più importante per me. Quindi noi abbiamo il 96% dei passeggeri molto soddisfatto del servizio di Trenitalia, che è uno dei valori più alti che abbiamo in Italia, in Veneto.